posto strano. Ma resta una semina. Che posto assurdo sono capitato. Ma tu anche un po', radice 2 quadri. Pi greco uguale a 3,141592653589, eccetera, eccetera. Ciao, Paperino. Ma sono io, dove mi trovo? Dove ti trovi? Nel paese della matemagica. Paese della matematica, che non conosco. Beh, è un paese di grandi avventure. Ma tu che sei? Chi sono? Lo spirito d'avventura, appunto. Mi piace, che si fa? Ti porterò a fare un viaggio tra le meraviglie della matematica. Matematica è roba da scammone. No, la matematica non è solo roba da sgobboni, come dici tu. A te piace la musica? Sì. Beh, senza gli sgobboni la musica non esisterebbe. Ah, Vieni. Trasferiamoci nell'antica Grecia ai tempi di Pitagora, il capostipite di tutti gli sgobboni. Pitagora. Sì, il padre della matematica e della musica. Matematica, musica. Oh, troverai la matematica nei luoghi più impensati. Attento. Per prima cosa ci vuole una corda. Tendiamola per benino, pizzicala. Ora dividiamola a metà, pizzicala di nuovo. Sentito? Lo stesso tono, ma un'ottava più alta. Dividiamo il resto. E poi ancora. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2:1 con la lunghezza della corda. Un semplice calcolo frazionario lo portò a questo risultato. E da questa armonia di numeri è derivata la nostra scala musicale. Però, Becco, la matematica studia posti più impensati. Pitagora comunicava regolarmente le sue scoperte ai colleghi di una confraternita di sgobboni, come li chiami tu, che si chiamavano appunto pitagorici. Si riunivano in segreto per discutere le loro scoperte matematiche. Solo gli iniziati erano ammessi e avevano per simbolo la stella a 5 punte. Vediamo qual è l'argomento della discussione di oggi. Che succede? Zitto, Paperino, è una jam session. Datemi lo strumento. Come vedi, quegli sgobboni dei pitagorici con le loro formule matematiche hanno gettato le basi di tutta la musica moderna.
Adesso che sei membro onorario della Società dei Pitagorici, posso svelarti i segreti della stella a 5 punte. Ecco, guarda. I 2 segmenti più brevi, sommati, danno il terzo, il quale a sua volta contiene le magiche proporzioni della famosa sezione aurea. La somma del secondo e del terzo segmento dà come risultato la lunghezza del quarto e di nuovo ci riporta alla sezione aurea. Ma questo non è che il principio. Nella stella a 5 punte è contenuto il segreto della costruzione del rettangolo aureo, che i greci apprezzavano sia per le sue magnifiche proporzioni che per le sue qualità magiche. La stella contiene una serie pressoché infinita di rettangoli aurei. È una figura geometrica affascinante. Può riprodursi matematicamente un infinito numero di volte. Tutti questi rettangoli hanno le medesime proporzioni. Questa figura contiene anche una spirale che ripete all'infinito le proporzioni della sezione aurea. Per gli antichi greci, il rettangolo aureo era il principio matematico della bellezza. Lo ritroviamo infatti nell'architettura classica. Il Partenone, il più celebre monumento dell'architettura ellenica, contiene molti rettangoli aurei. E le stesse proporzioni auree si ritrovano nella scultura greca. Nei secoli successivi, il rettangolo aureo continuò ad essere la quintessenza della perfezione architettonica in tutto il mondo occidentale. La cattedrale di Notre Dame ce ne dà un esempio. I pittori del Rinascimento conoscevano bene il magico segreto. E a tutt'oggi il rettangolo aureo ha un posto importante nella nostra cultura. I pittori moderni hanno a loro volta riscoperto la magia delle sue proporzioni. E la vita stessa, la natura, tiene conto di esse. Anche questa matematica mi piacciono le figure matematiche come questa. Paperino. Fammi provare. No. Proporzioni grandi. Tu sei un po' diverso. Temo proprio che non ce la farai. Beh, non tutti siamo matematicamente perfetti. Sono fatta. Bravo Paperino, ma non sei solo ad avere delle proporzioni, diciamo così, pentagonali. La natura si serve della stessa figura geometrica. Ecco la petunia, il fiore di gelsomino, la stella marina, il fiore d'arancio. Le opere della natura che a buon diritto fanno parte della società pitagorica della stella a 5 punte si possono contare letteralmente a migliaia. La natura ha sempre una sua logica matematica, ma ricorda Paperino che in matematica esiste il concetto di infinito.
Le magiche proporzioni della sezione aurea si ritrovano ancora in molte spirali naturali. La profusione di forme geometriche nella natura conferma le parole di Pitagora. Tutto è disposto secondo numeri e forme matematiche. Infatti abbiamo visto che la matematica è parte integrante della musica, dell'arte, di quasi tutte le manifestazioni della natura e, come avevano intuito i greci, le regole sono sempre le stesse. Beh, Paperino, ti è piaciuta la giostra matematica? Caspita, la matematica non so più di due parole. Calma, Paperino, e vedrai che la matematica entra anche nei giochi. Giocare? Oh, caspita! Cominciamo con un gioco che si fa su una tavola a quadri bianchi e neri. La dama? Non la dama, gli scacchi. Scacca? Sì, gli scacchi, cioè una gara matematica fra due cervelli. È un gioco praticato da secoli da nobili e plebei. Inoltre Lewis Carroll, egregio matematico e scrittore di favole, si servì di una scacchiera come ambiente per la sua celebre fiaba Attraverso lo specchio. In essa Alice si trova alle prese con i pezzi di un gioco di scacchi. Santo cielo, cos'è questo coso? Può fare il mondo, sembra una pedina perduta. Ma che pedina, sono Paperino! Dice di essere Paperino. Ma ciò è inaudito. Forse un'altra Alice. Adesso! No, è una pedina perduta. Una pedina. Prendete quella pedina! Signor Spirito! Aiuto! Aiuto! Mangiane una. Adesso puoi osservare il gioco da un punto di vista meno pericoloso. Gli scacchi sono un gioco di calcoli strategici e poiché la scacchiera è una forma geometrica, le mosse seguono delle regole matematiche. Scacco matto e la partita è finita. Non tutta la scelta, adesso che c'è? Anche gli altri giochi hanno un fondamento geometrico. Il campo da baseball è un rombo. Oh, babacco! E senza la matematica non potremmo nemmeno tenere il conto dei punti. Il football si gioca su un rettangolo tagliato da una serie di linee parallele. La pallacanestro invece è basata su una combinazione di circoli. Perfino questo gioco infantile si serve di una serie di quadrangoli. Adesso che c'è? Basta che c'è? No, c'è un gioco da grandi il cui campo è costituito da due quadrati regolari e che si serve di tre sfere e di una serie infinita di angoli. In altre parole, il biliardo. Oh, babacco! Questo siete mi piace! Tu conosci il gioco, vero Paperino? Ma certo, questa paglia chiama che un po' tra le due! Cos'è? Guarda! Vediamo se questo giocatore di carambola a tre sponde si serve della stecca un po' meglio di te. Che sponda? Esatto, tre sponde. La prima palla deve colpire la seconda, poi toccare tre sponde ed infine colpire la terza palla.
2, 3. Uno, due, tre. Ci vuole un esperto per indovinare diversi colpi di seguito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un colpo fortunato! No, Paperino, non è fortuna, è abilità. Per fare questo gioco si debbono conoscere tutti gli angoli. Esistono delle tecniche ben precise. Colpendo la palla in basso, per esempio, essa acquista una rotazione all'indietro. Un colpo di fianco la fa invece scorrere lungo la sponda. Questi colpi complicati richiedono molto esercizio. 1, 2, 3. C'entra e come la matematica. Il giocatore calcola mentalmente ogni colpo. Potrebbe giocare così, ma ci vorrebbe molta fortuna. Si può fare di meglio. A questo scopo egli si serve degli indici segnati sulla sponda del biliardo. In primo luogo calcola l'angolo naturale per colpire le altre due palle. Così vede che la sua palla deve rimbalzare all'altezza dell'indice numero 3. Poi si prepara a giocare e osserva il numero di posizione della stecca, che però va letto su un'altra serie di indici. No, Paperino, non è difficile. È solo questione di pratica. Attento, posizione della stecca, 4. Una semplice sottrazione, 4 meno 3, 1. Quindi se il giocatore manda la palla verso l'indice 1, dovrebbe farcela. È un metodo schematico che va integrato col cervello e la pratica. Angolo naturale, 2. Posizione della stecca, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 meno 2 fa 1,5. Quindi la palla deve colpire la sponda a metà tra il primo e il secondo indice. È facile, fammi provare. Andiamo. Sono sul posto 3, ho messo le 3. No, 3. Adesso sono sul posto 3, devo fare 4,5 meno 3. Più 4 sono 2, che devo un po' di 3. No, no, Paperino, in matematica non si tira mai a indovinare. È semplicissimo. Angolo naturale, 2. Posizione della stecca, 3,5. Quanto fa 3,5 meno 2? 1,5. No, così ti rendi la vita difficile, Paperino. Bravissimo, Paperino. Ed ora tieniti pronto per il gioco più straordinario di tutti. Che bello! È un gioco che si svolge nella mente. Oh, ma in che condizioni è la tua mente? Idee antiquate, approssimazioni, preconcetti, superstizioni, confusione. Per pensare razionalmente bisogna fare una pulizia radicale. Ecco, adesso va un po' meglio. Tutto pulito. Questo gioco si fa con cerchi e triangoli.
Pensa ad un cerchio perfetto. Un cerchio perfetto. Cerchio perfetto. Perfetto. Bene. Mettici dentro un triangolo e giralo. Ora fai girare il cerchio. E che cosa viene fuori? Una palla. Esatto, una palla, cioè una sfera. La forma delle cose si scopre prima nella mente. Se tagliamo una fetta di sfera, otteniamo Una lente d'inquadramento. bravo, una lente, cioè una calotta sferica. Infatti tutti gli strumenti ottici sono calcolati matematicamente. Come vedi, Paperino, la matematica non è solo una serie di sterili equazioni. Ma torniamo al nostro circolo col triangolo dentro. Fallo rotolare e cosa ottieni? Una ruota. Il cerchio è alla base delle più importanti invenzioni dell'uomo. La mente può creare le cose più stupefacenti. Se facciamo girare un triangolo, otteniamo un cono. Un cono. Sezioniamolo e vediamo che il cono è pieno di utilissime forme matematiche. Sezioniamolo ancora. Sezioniamolo diverse volte. Le orbite di tutti i corpi celesti sono sezioni coniche. In qualsiasi senso lo si tagli, il cono dà sempre luogo a forme matematiche. Una sezione così ci dà il riflettore di un faro. Una sezione come questa, lo specchio di un telescopio astronomico. Tracciamo una linea su un cono e otterremo un trapano. Oppure una molla. Molla uguale orologio. Numero, prego. Tutte le conquiste scientifiche dell'uomo hanno avuto origine da concezioni astratte formulatesi nella mente. La mente umana, se usata razionalmente, non conosce limiti. Pensa alla stella pitagorica, Paperino. Ora metticene un'altra dentro, e poi una terza, e una quarta. Non c'è matita che possa disegnare finemente come l'immaginazione, né carta tanto grande da contenerla. Infatti è solo nella mente che si può concepire la nozione di infinito. Il pensiero matematico ha aperto tutte le porte del progresso scientifico. Ogni scoperta ne porta con sé molte altre, in una catena infinita. Ma cos'hanno queste porte? Sono chiuse a chiave. Non ti agitare, Paperino. Sono chiuse perché sono le porte del futuro e c'è solo una chiave per aprirle. La matematica. Bravo, la matematica. Dietro quelle porte sono chiusi gli infiniti tesori del sapere. Col tempo esse si apriranno, sotto la spinta della curiosità e dello spirito indagatore delle future generazioni. Come diceva Galileo, la matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo.